Buongiorno, è quest'oggi nostro ospite Aristodemo Alvaro, candidato alla Camera dei Deputati per la lista dei riformisti italiani, con cui ci intratterremo sui temi concernenti la presente campagna elettorale. Alvaro, secondo lei, Stefania Craxi ha fondato il Partito dei Riformisti Italiani poiché sapeva di non avere spazi nella squadra di Berlusconi? È stata, come molti per così dire, sedotta e abbandonata? No, ritengo di no, anche se la cosa è piacevole a sentirsi, no? Il sedotto è abbandonato. Io ritengo che Stefania Craxi abbia voluto abbandonare una aggregazione scellerata, un governo scellerato, fin quando c'è stato, e un'impossibilità a fare le riforme. Stefania Craxi ha capito che con quell'aggregazione lì non sarebbe arrivata da nessuna parte e quindi si è estraniata dal contatto con la destra e ha formato il Partito dei Riformisti Italiani in posizione unica né a destra né a sinistra, una posizione centrale, una posizione socialista, con una grande autonomia di risposta e speriamo con una grande autonomia di suffragi elettorali. Senta, è solo per entrare in regime di par condicio che si motiva la scelta di presentarvi in autonomia per concorrere alla Camera e al Senato in solo 4 regioni. Lo ricordiamo, sarete presenti in Calabria, Puglia, Lombardia e Veneto. Non essendo nemmeno coalizzati, non vi spaventano le alte soglie di sbarramento che vi potrebbero escludere dall'Assemblea parlamentare? No, questa è una sfida ed è bellissima invece questa sfida. Sono tutti nominati. Dovessimo noi, uno di noi, andare, tranquillamente ha fatto il suo lavoro politico, ha spinto sull'acceleratore per ricevere i voti. Questo fatto di presentarsi non su 4 ma su 5, perché c'è Lombardia 1 e Lombardia 2, e quindi ha liste diverse, sono 5 poi alla fine, sì, anche se le regioni sono 4, ma sono i distretti politici sono 5. Difficile arrivare all'obiettivo? No. È una scommessa, è la politica. Fin quando il Porcellum non c'è stato, questo era il gioco. Ora il gioco è dei nominati e di chi invece la politica la fa e spera di arrivarci con i propri mezzi e con il proprio lavoro. Tutto qui. In tema di presentabilità, ritiene che le vostre liste siano sollevate da tale problema? E quella di candidare Moggi era solo una trovata elettorale o c'era dell'altro, visto che poi, venuta meno la disponibilità dello stesso Moggi, avete ritirato le liste in Piemonte? Beh, quello che ha fatto Moggi, quello che ha inteso fare Moggi, è un problema di Moggi. Quindi per quanto riguarda il livello di candidabilità, io credo di essere, come dire, abbastanza trasparente, di non avere scheletri negli armadi, e nella mia vita di aver agito sempre liberamente ma legalmente. Le chiediamo questo perché è un tema abbastanza ricorrente in campagna elettorale, specie se lei tiene conto, diciamo, dei partiti con cui vi confronterete e che hanno avuto praticamente gli stessi problemi e per cui c'è stato un gran parlare su questo tema. Il tema della legalità è un tema principale. Però non è che possiamo andare incontro a se per caso hai un avviso di garanzia sei incandidabile, se. No, questo non è. Non bisogna lasciare ai procuratori della Repubblica la scelta politica e il tracciato politico di ognuno. Ognuno ha il suo tracciato politico. Certamente una condanna passata in giudicato, più condanne passate in giudicato, poi soprattutto per reati sulla pubblica amministrazione, questo veramente poi sarebbe una violenza, candidare a un soggetto di questo tipo. La Craxi ha dichiarato al Corriere della Sera che né Bersani, tantomeno Berlusconi potranno mettere mano alle riforme che necessitano ancora al Paese. Ciascuno per una sorta di conflitto interno di interessi. Pensate che spetti a voi il compito di spingere per ottenerle? Noi abbiamo spinto e dovessimo essere seduti negli scranni del Parlamento, spingeremmo al massimo per avere le riforme. E le riforme principali sono la riforma della Costituzione e della pubblica amministrazione. E poi tutte le altre riforme che ingabbiano l'Italia, le riforme sul lavoro,
Le riforme sindacali non vuol dire lavorare, Il sindacato difende i lavoratori su posizioni di difesa, ma la riforma sul lavoro è un'altra cosa. Ecco, queste riforme intendiamo spingerle. Bersani, certo che è bloccato, tenuto, e guinzagliato e arrestato, potremmo dire, giusto per richiamare Montepaschi Siena, a parte, come dire, le boccacce che potrà fare Bersani. Ma questa è tutta un'altra storia. Ascolti, lei è il sindaco di Giffone, quindi conosce bene le problematiche del comprensorio. Se venisse eletto, in che modo pensa di contribuire a risolvere i tanti problemi dei calabresi e della Calabria? Risolvere è una parola grossa, di porle sul tavolo, porre le questioni. Li porrei con molta sentimento, perché di qua io sono, ma poi con una intensità politica, perché le conosco, e gradirei che venissero affrontate quotidianamente dalle varie commissioni e dai vari settori dello Stato, quindi della politica dello Stato parlamentare. Quindi, secondo lei, tra le emergenze, che cosa si dovrebbe affrontare, diciamo, per prima? La prima cosa da affrontare qui nel nostro territorio sono le emergenze del lavoro, e non solo dei disoccupati, ma di quelli che poco tempo fa erano occupati. Mi riferisco ai lavoratori di piano ambiente, mi riferisco ai lavoratori del porto, mi riferisco ai lavoratori Sorecal a breve. Voi sapete che Enel ha bloccato Sorecal per un debito di 55 milioni di euro. Immaginate cosa potrà succedere a breve dei lavoratori Sorecal. E poi sicuramente affronteremo le altre questioni, che sono quelle della disoccupazione, in un organico progetto di lavoro. Un decreto per la piana, potremmo dire. Nel vostro programma parlate genericamente di riforma del finanziamento pubblico ai partiti, senza entrare nel vivo di una proposta. Eppure in passato, la storia ci insegna, che è stata la fonte primaria dei guai per tanti parlamentari, a partire proprio da Craxi padre. Cosa ne pensa? Beh, intanto chiariamo una questione: io non ho questo problema di rivendicare se Craxi è stato trattato in un modo o in un altro. Secondo me l'azione svolta su Craxi non è stata delle migliori per quanto concerne la giustizia. C'era un accanimento. Per tornare però alla domanda, che era quello del finanziamento pubblico ai partiti, secondo me il finanziamento pubblico non ci deve essere. E basta così. Cioè l'attività parlamentare è un'attività pagata. I parlamentari potrebbero autofinanziare il proprio partito. Quando questo diventa un pachiderma enorme, come il PDL o il PD, beh, non bastano, come dire, i suffragi dei parlamentari, serve qualcos'altro. Ecco, noi questo qualcos'altro dovremmo farlo cercare nella, diciamo, adesione spontanea dei cittadini al finanziamento. Lo Stato non dovrebbe interessarsi di finanziare i partiti. Il vostro partito si propone di essere la riedizione 2.0 aggiornata e corretta dello storico PSI di impronta craxiana? E a quali valori vi ispirate e quale novità rappresentate nell'orizzonte politico italiano così tanto affollato? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che il nostro partito si rifà ovviamente al riformismo. Il riformismo è di Martelli e di Craxi. Non possiamo rifarci a nessun altro riformismo se non a quello dei socialisti anche europei, ma non trascurando nessuno. Questo riformismo che trova tanti ostacoli nei diversi e tanti parlamenti europei, speriamo ne trovi di meno e come dire, nel Parlamento nazionale sia di buon grado l'idea della riforma. Da questo punto di vista noi non dobbiamo dire grazie a nessuno, né qualcuno deve insegnarci la strada del riformismo, la conosciamo bene.
è craxiana, è martelliana, è socialista. Allora, se siederete in Parlamento, a quale coalizione darete appoggio? Al centrodestra dal quale la Craxi è stata di fatto defenestrata, al centrosinistra, vostra provenienza originaria, o a quella centrista che si propone di continuare il lavoro dell'agenda Monti? Beh, Monti aveva avuto la possibilità, diciamo, di incontrarci e non ha voluto parlare di riforme, quindi credo che questo non sia praticabile. Per quanto concerne la destra, se è la ripetizione di quello che è stato, non può trovarci né vicini, ci troverà lontani. Per quanto riguarda il PD e gli altri associati, credo che è sulle cose, sulle questioni. E allora sui problemi noi ci aggregheremo e ci associeremo, e non preventivamente. Per cui noi porteremo avanti la nostra posizione entrando in Parlamento. Senta, voi riformisti italiani patrocinate una petizione per l'elezione di un'assemblea costituente e altresì una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulla trattativa Stato-mafia e su Tangentopoli. Ecco, e con particolare riferimento a quest'ultima, ma non le sembra che la Craxi sia un po' troppo coinvolta, sovrapponendo una sua specifica necessità? Sì, forse il giudizio, sì, così letta facilmente può essere anche, come dire, inquadrato in questo senso, è sovrapponibile a esigenze quasi personali. Però non è così, non è così. Bisogna fare chiarezza fino alla fine e abbiamo già appurato che quando in Italia non si fa chiarezza, cioè dire quando il nodo non si scioglie, crea problemi enormi poi diciamo, per lo Stato negli anni a venire. Sciogliendo il nodo, credo che poi quello che dovrà essere sarà la storia di Craxi, che è la storia alla quale Stefania è legata, ma perché era suo padre. È un diritto quasi privato ad avere una risposta. Può divenire pubblico. Ci sono state delle inosservanze nel modo di trattare, se no non si capisce per quale motivo il Parlamento abbia dovuto elogiare Craxi, essendo sulla sua testa un mandato di cattura. Perché ha dovuto fare quell'elogio al parlamentare Craxi? Quindi l'indagine parlamentare credo sia opportuna e necessaria. Nel vostro programma non trattate l'argomento IMU. Lo ritenete secondario, troppo spinoso? Preferite sorvolare o avete invece intenzione di avallare le scelte correnti del governo Monti e della strana maggioranza che le ha sostenute? Noi non siamo dei preveggenti, però immaginavamo che questa storia dell'IMU ci portasse alle banche. E questa storia dell'IMU ci ha portato alle banche. Noi non siamo soggetti che finanziano facilmente istituti finanziari, noi siamo soggetti che finanziano facilmente lavoro. L'IMU è stata una manovra per aiutare le banche, titoli acidi, titoli strani, Monte dei Paschi di Siena, 4 miliardi di euro, per 17 miliardi, 2 al ritorno, è sempre la solita solfa. Vi sono delle tangenti che passano attraverso la collusione tra il potere politico e il potere bancario e queste tangenti non finiranno se la riforma dello Stato non avverrà. Una riforma dello Stato in senso liberale, riformista, garantirà ai cittadini che non potranno più esserci queste storie qui, che sono storie oramai infinite, che ci riportano a tempi che erano gli anni 90, per tutti gli anni, fino al 2000, tutto il 2010, arriviamo sempre lì. È una storia che non ha fine. L'IMU è una tassa per arricchire chi già è ricco. Peraltro si è resa necessaria perché evidentemente il bilancio dello Stato ne aveva evidentemente bisogno, ma
Quando lei dice e afferma che l'IMU viene restituita alle banche, quindi alla Monte dei Paschi, proprio oggi appuriamo che gli agricoltori, gli allevatori, in realtà padani, ci faranno pagare una multa di 4,5 miliardi di euro per le quote latte. Quindi la Lega si indigna per l'IMU data, a suo dire, alle banche, poi però in realtà scopriamo, no, che con l'altra mano toglie nelle tasche degli italiani 4 miliardi e mezzo di euro. Cosa ne pensa? Dobbiamo andare indietro nel tempo e capire cosa hanno fatto i nostri parlamentari nel consenso europeo a Bruxelles. I nostri parlamentari non hanno mai gradito la presenza e la costanza né le proposte. Queste quote latte nascono, intanto le quote latte, poi l'abbattimento del finanziamento sull'olio e così con le arance e così tutta l'agricoltura meridionale è stata condannata al disastro da, diciamo, una posizione nord europeista che ha legiferato fino ad oggi. La posizione dello Stato italiano è stata, come dire, acquiescente fino a questo momento. Credo che debba comunque reinvestire i propri sentimenti e riordinare le commesse, per cui le quote latte non potranno essere più un problema per l'Italia, visto anche il numero di bovini che l'Italia ha e visto il numero di bovini che stranamente la Germania ha, l'Olanda ha, e le quote sono altamente al di sopra di quello che dovevano essere. Bene, siamo arrivati alla fine. Ringraziamo e ci congediamo da lei per ringraziandolo ancora per la sua disponibilità e per il suo tempo. Le lasciamo gli ultimi 30 secondi per lanciare il suo appello agli elettori. No, esclusivamente questo. E per noi cittadini della Calabria è importante che il voto sia un voto sì di protesta, ma concentrato su un partito che abbia voglia di rifondare lo Stato. I riformisti sono questo. Io vi invito a votare il 24 e il 25 di febbraio per i riformisti italiani.